pubblicità privata, il signor Talemberg, che già tutti conoscete, autorevole scrittrice, giornalista, ricercatrice spirituale, punto di forza nei nostri convegni, di cui libero di parlare qua, almeno alcuni per la scritta. Prego Gesù. Buonasera a tutti, grazie. Io vorrei ringraziare in modo particolare la principessa Irina Ransfield, che nonostante sia molto stanca ha voluto rimanere qui perché ha detto che voleva sentirmi. Da un capo all'altro del pianeta io penso che ci si conosca. Non ci siamo mai visti, non ci siamo mai detti nulla, ma ci siamo abbracciati e continuato il discorso cominciato chissà quando. Ma voi sapete che queste cose meravigliose esistono. Allora, prima di cominciare, un discorso che probabilmente qualcuno non conoscete già, ma che io voglio approfondire un momento con voi, quello sull'immaginazione creativa e di come l'immaginazione creativa realizzi i nostri desideri, attenzione perché è importante. Io voglio farvi ascoltare pochi secondi della voce di Gustavo Adolfo Roll. Momento solo, vi spiego perché faccio questo, vi spiego perché, anche se il mio discorso era diverso. È andata in onda poco tempo fa, una quindicina di giorni fa, una trasmissione ignobile, condotta da Tommaso Augias. Io ho già telefonato alla RAI, gli ho già detto che siete stati in malafede, raffazzonati e bugiardi. Ovviamente non mi danno la possibilità di replicare, ma la mia possibilità di replicare è qui, perché veniva fuori, grazie da parte di Roma, perché veniva fuori da questa trasmissione che Roma non voleva, che non aveva mai accettato di sottoporsi alla scienza. Invece sentite con quanta disperazione lui insiste, io mi sono rivolta alla scienza non l'ha mai accettato. Chiederei al nostro regista, che è una persona molto attenta, se mi passa il brano numero 16. Sono 1 minuto e 30 secondi. Sentite con quanta disperazione chiede un collaboratore scientifico. Il brano numero 10. Un collaboratore. Quello, nel vedere queste cose, nel penetrare, nel cercare di riprodurle, nel cercare di spiegare, catturano bene da tutto. E
molto chiaro. Questo era lui che parlava con me e mi dava l'incarico, mi diceva: gli altri scrivono perché gli si paga l'articolo, tu no, tu devi collaborare con la scienza. È stato un incarico che ho accettato con gioia, anche se di scienza non conosco molto, però quello che vi dico è ai confini della scienza, quella scienza che non vuole capire. Attenzione, come dice una nota pubblicità, voi valete, noi valiamo, tutti quanti noi siamo grandi, siamo importanti, tutti quanti noi siamo creatori di universi, nel senso che tutto quanto la nostra mente riesce a creare col pensiero prende forma. I pensieri non sono cose vuote, insignificanti, che si cancellano. Ciò che noi creiamo con la nostra mente prende forma sul piano astrale, quello che Platone chiamava il mondo delle idee, quello che forse gli psichiatri conoscono come l'inconscio collettivo. Cercherò di essere breve, faccio come i treni, non vado più veloce per recuperare il ritardo, magari riusciamo. Quando noi desideriamo intensamente una cosa, il nostro desiderio intenso crea un involucro, crea una forma sul piano astrale. Ammettiamo, io desidero in modo particolare, che ne so, una casa. Comincio a immaginarla, comincio a vederla come la voglio i balconi così con le piante, in tante stanze, col sole, eccetera. Nel momento in cui io la penso, questa casa prende forma sul piano astrale. E ogni volta che io continuo a pensare, continuo a caricare di materia astrale questa forma. Lentamente, per una legge eterica, per una legge di natura, ciò che prende forma sui piani astrali lentamente scende sul fisico. È il motivo per cui, questo lo sappiamo, purtroppo noi conosciamo la parte negativa di queste storie. Noi sappiamo che quando qualcosa ci fa soffrire, quando la nostra anima è stata ferita, colpita da qualcosa, il dolore dell'anima piano piano scende nel corpo fisico. Questo l'avrete sentito migliaia di volte, non so, si ammala la zona della gola quando ad esempio noi non riusciamo a dire a qualche persona ciò che vogliamo, non riusciamo a dirgli ma io ti amo, ma tu sei importante, ma tu sei la mia vita. Magari le condizioni sociali, le abitudini ci impediscono di farlo. Oppure desideriamo che qualche altro lo dica noi. Quando il problema è per qualcosa detto o non detto, viene colpito il chakra della gola e prima o poi cominciano scompensi di vario genere legati agli organi alti della respirazione e anche della masticazione. Quando qualcuno ci abbandona, una persona che noi abbiamo amato ci lascia magari per un'altra persona, il dolore è così forte che lentamente si ammala la parte fisica. Oppure se siamo costretti a stare con una persona con cui non vogliamo stare, qualcuno che non ci piace, ecco che nascono delle allergie, le famose allergie, le famose malattie psicosomatiche che la scienza sta cominciando a esaminare. Bisognerebbe esaminare la causa, ma io non voglio andare avanti in questo perché voi conoscete. Un mutuo troppo pesante, una responsabilità troppo pesante ci colpisce nella spina dorsale o nelle cervicali, siamo schiacciati spiritualmente da questo peso, ma anche fisicamente perché il corpo si adatta. Allora, avete capito bene il concetto, no? Così come funziona nel caso delle malattie, funziona nella parte opposta. Se qualcosa ci fa soffrire, se noi abbiamo qualcosa di negativo che ci perseguita costantemente, aggredisce il corpo fisico, prima o poi. Allo stesso modo, se noi pensiamo a qualcosa di bello, di meraviglioso, un desiderio da realizzare, un sogno da portare avanti, un obiettivo da raggiungere, se noi continuiamo a pensarlo con forza,
Se non ci lasciamo smontare da chi dice ma tu non vali niente, ma tu sei uno zero, sapete, io ho sentito da bambina, mi hanno bersagliato con questa storia, tu sei uno zero, non farai mai niente nella tua vita. E io mi raccontavo tutta, ringhiavo, dicevo io un giorno parlerò a milioni di persone perché io non sono uno zero. È andata così. Non ho mai mollato. Ma attenzione, non è importante la mia vita, lo sto dicendo perché vale per ciascuno di voi. Non lasciatevi azzerare da nessuno perché ciascuno di voi vale, ciascuno di voi è un individuo prezioso, importante, meraviglioso, tutti, non ce n'è uno solo escluso. E soprattutto credete nei vostri sogni, perché i sogni, se noi ci crediamo, si realizzano, i desideri si realizzano. Io non ho mai smesso di pensare, quando ero bambina, che non sarei stato uno zero, che non avrei permesso di diventare uno zero. Io ho lottato, ma non è soltanto questo. Esiste una legge fisica. Avete sentito prima no, che diceva, ma se la scienza vede che si verificano queste cose si accorge che non sono trucchi. Certo che non erano trucchi le cose che faceva lui, come non sono trucchi le cose che fa Seibano, così come non sono trucchi le cose che faceva Daskalos, Blavatsky. I grandi maestri hanno accesso a leggi della natura che noi non conosciamo, e le leggi della natura con un procedimento soltanto mentale influiscono sulle leggi della materia. Ma qual è l'interruttore per mettere in moto queste leggi della natura? La nostra mente. La nostra mente. Voi non avete idea di che forza, di che potere ha il vostro pensiero. Per questo è importante controllare i pensieri. E subito dopo le parole. La parola è il pensiero, ma il pensiero è a un livello astrale, sottile. Nel momento in cui si trasforma in parola, interagisce con la materia, ha già una forza esplosiva. Per questo è importante controllare prima il pensiero e poi le parole. Anche perché le parole possono curare e le parole possono fare ammalare. Io mi ricordo quando ero paralizzata, sono stata completamente paralizzata anni fa per una lesione al midollo spinale, e i medici hanno detto a mio marito deve cambiare casa, deve trovare una casa senza barriere architettoniche perché non camminerà mai, nemmeno sulla sedia a rotelle. E poi in quel lunghissimo periodo di paralisi in cui capivo che era successo qualcosa, che dovevo aver sbagliato qualcosa da qualche parte, ho cominciato a rivedere tutta quella che era stata la mia vita fino a quel momento e cercare di capire, vabbè, mi è rimasto questo, vediamo cosa posso fare anche paralizzata. E allora in quel lunghissimo periodo ho elaborato una quantità di tecniche di meditazione e dopo ho cominciato a insegnare meditazione, ormai sono quasi 17 anni. Ma sapete cosa mi è servito tanto? Ricordo che un giorno dicevo ci deve essere un sistema per far funzionare le gambe. E mi sono fatta portare i cristalli di quarzo e mettevo il quarzo in modo tale che il sole gli passasse attraverso e la luce mi battesse contro. E facevo meditazione, ripetevo mantra, insomma ho provato di tutto. Poi un giorno ho pensato, voglio raccogliere tutte le mie energie e mentre pronuncio la OM mandare l'energia sul dito pollice del piede, vediamo che succede. Ci ho provato finché un giorno il dito del piede ha fatto un movimento leggerissimo. Mi sono messo claro, ho chiamato i medici, ho detto è possibile. È arrivato il medico, mi fa, lo faccia di nuovo. L'ho fatto di nuovo. Questo medico, un neurologo di quelli antichi, no? Quelli di una volta, che credevano solo alle radiografie e basta, mi ha messo una mano sulle gambe e mi ha detto, sai cosa significa questo? Un movimento appena un millimetro, se la posso, del dito. Mi fa, ragazza mia, questo significa camminare.
spiegare, ma io ancora oggi continuo a ricordare il tocco della mano di quel medico e la sua parola con tutti gli altri che scuotevano la testa. Questo significa camminare. Vi dico questo perché ciascuno di voi faccia la sua parte, misurare esattamente le parole da dire in presenza di altre persone. Io ho avuto un grande maestro veramente, io ho fatto tutto il percorso filosofico, sono andata a cercare i maestri ovunque ce ne fossero, finché ho potuto, poi ormai posso viaggiare veramente poco. Roll è stato uno dei miei maestri e ricordo la sua dolcezza, la sua tenerezza nei confronti di tutti. Lui è sempre stato gentile con tutte le persone, qualunque persona lui avesse di fronte, un uomo, una donna, un bambino, gli faceva un complimento. Ma che belli occhi, ma che belle gambe, ma che capelli sottili. Osservava la persona e gli lanciava un complimento. E se proprio non è che fosse bellissima, magari gli diceva come le sta bene questo colore, come le dona. Era un gentiluomo, ma non è che lo facesse come facevano gli uomini. Tu hai una bellissima intelligenza, tu sei lanciatissimo, diceva agli uomini, tu ce la farai, tu non incontrerai ostacoli nella tua vita. Lui a tutte le persone lanciava un messaggio di gentilezza, di cortesia, di speranza. Se dovessi dire nei 25 anni che ho trascorso accanto a lui, questo probabilmente è l'insegnamento più grande che lui mi ha dato. E cerco, quando posso, perché a volte mi dimentico, perché lo spirito è forte ma la carne è debole, ogni tanto ti scappano i buoi, come si dice, no? Diciamo che anche mo sono scappati i buoi. Cerco tutte le volte che posso di dire una cosa gentile a tutte le persone con cui vengo in contatto. Perché quella parola gentile che tu gli lanci gli migliora la giornata, gli migliora l'umore, magari nessuno gli ha detto una parola gentile. Attenzione, perché questo che vi sto dicendo, credo che non avrei detto nulla che voi non conosciate già. Io sto facendo un enorme straccio per la polvere, che toglie la polvere dalla luce che ciascuno di voi ha dentro. Queste cose le sapete, le avete dentro. Non lasciamoci stroncare da quelli che sono i mali della nostra epoca. Ciascuno di voi ha una luce splendida nel cuore, altrimenti non sareste qui, sareste da qualche parte, sul mare o cosa. Se siete qui è perché state percorrendo un sentiero spirituale. Non abbandonatelo mai per nessun motivo. Non lasciate che nessuno vi dica mediti. Ma su cosa mediti? Rispondetevi magari sulla stupidità umana. Alla guerra come alla guerra, cioè senza ferirli più di tanto, diventare uno specchio. Ti metto di fronte allo specchio così vedi come sei idiota. Quando se lo meritano. Però cercando se si può fare comunque qualcosa per togliere in qualche modo dalla polverone che hanno su questa luce interiore. Purtroppo noi viviamo in una società che tenta di livellarci. Sapete qual è il motto della società, il motto dei governi occulti? Ci vedono come un immenso gregge, dosare la massa e macellare l'eccellenza. Brutto film, dosare la massa e pecoroni, dosiamo in tutti i modi. L'eccellenza, quelli che sono i meglio che potrebbero guidare il branco, quelli li macelliamo. Questo è il programma e noi li facciamo vedere nel film, non è proprio questo. Non lasciamoci azzerare questa gente. Ma non è applaudite, li perdiamo dentro. Tanto applaudite voi stessi.
metterci in mezzo a paura. Un popolo che ha paura è facile da governare. Tu hai paura? Io ho una risposta, eccoci qua. Stai nelle file e io ti porto fuori dalla paura. Sbagliato. Sbagliato. Questa società è dominata dalla paura. Forse l'ho già detto qualche convegno fa, e c'è nel mio libro Il penso positivo, che è uno dei libri che probabilmente ho amato di più. Infatti mi è dato anche come supporto per la terapia contro la depressione. In quel libro io ho raccontato tutto, per tutti i trucchetti, tutti i sistemi per non cadere in depressione, e ce l'avevo motivo. E ce l'ho fatta. E siccome tutti ce la possono fare, vedendo la propria forza, l'ho messo in quel libro. Ho tentato di esaminare le tre grandi cause di sofferenza oggi, le tre grandi cause di disperazione e di depressione. Primo, la paura. A livello multinazionale, a livello planetario, ci tengono nella paura di tutto. Quando proprio non abbiamo paura di niente, ci fanno paura con l'asteroide, col 2012. Insomma, se abbiamo paura, noi stiamo tranquilli e sottomessi. Se non abbiamo paura e li facciamo digestarci, è difficile controllarci. Quindi la prima cosa, non occorre avere paura. Non abbiate paura di questo 2012 che ci hanno tridato proprio tutto quello che c'era da tridare. Basta questo 2012. Il 2012 passerà come è passato l'11 luglio 1999, mi sembra, no? Che doveva cadere un asteroide su Parigi, che l'ha scritto Nostradamus. Insomma, Nostradamus non ha mai messo una data nelle sue profezie, ne ha messa una sola. Mi sembra 11 luglio, 25 luglio, adesso non mi ricordo, 1999, un corpo infuocato cadrà su Parigi. Tutti spaventati, non è successo niente. Non abbiate paura delle profezie nefaste. Non abbiate paura che la terra finisce. Certo, non significa fare i testoni su un pianeta in difficoltà. Ciascuno di noi deve fare la propria parte. Questo pianeta ha bisogno di essere aiutato e sostenuto, ma c'è un'intelligenza sottile, un'intelligenza viva, e chi è stato ieri con Irina ha sentito la voce di Madre Terra. C'è alla Terra, c'è una parte invisibile, uno spirito, una creatura intelligente capace di risanarsi, di autorisanarsi, perché tutte le profezie hanno un se, anche il testo segreto di fatti, ma un se il nostro pensiero positivo sosterrà questa forza. Se noi saremo forti e determinati, ce la faremo. Noi aiuteremo le capacità, la forza, le forze guaritrici della natura. Siamo noi che possiamo aiutare le forze guaritrici della natura. Con la nostra positività. Siccome io voglio anche un orologio, vedo che è molto tardi, io vorrei farvi fare qualcosa di veramente pratico. Una cosa importante. Il compito di quest'epoca, il compito di questo preciso momento storico, attenzione perché è importantissimo, è quello di elevare il livello di consapevolezza del maggior numero di persone possibili, anche spegnendo il cellulare di quando in quando. Allora, può aspettare, tutto il pianeta può aspettare un paio di minuti solo, anche perché fra poco faccio meditazione, se c'è un cellulare acceso scendo impicchiata con un falco e lo porto via, con la persona attaccata, mentre se succede mentre faccio la meditazione. Dicevo, il compito di quest'epoca è innalzare il livello di consapevolezza. Perché? Perché le vibrazioni tutto intorno a noi sono accelerate. Oggi non è più il ritmo di vita che c'era 10 anni fa e né 15 anni fa. 10 anni fa quante volte ci siamo già incontrati a questo convegno, eppure la vibrazione è cambiata e noi dobbiamo essere pronti a innalzarci costantemente. E il nostro compito è aiutare, ciascuno di voi ha il compito di aiutare quelli che stanno indietro, quelli che dormono davanti al grande fratello del Festival di Sanremo. Anzi, al Festival di Sanremo sono arrivati dei messaggi quest'anno. E più miracoloso questo che lo sguardo degli alieni.
so che ci sono corsi di meditazione che costano, mi sembra, 3.800 euro. Allora, io vi do gli stessi strumenti, perché non c'è nulla di così complicato. Lo spiego prima così è più facile che lo facciate in meditazione. Intanto non preoccupatevi di niente, seguite solo il tono della mia voce. Voglio aiutarvi a costruire con la vostra mente un luogo bellissimo. Lo faremo in due tranche. Prima vi faccio fare la prima meditazione, poi vi tiro fuori per evitare di passare dalla meditazione al sonno e poi facciamo la seconda parte. Tutto questo accadrà in 10 minuti esatti, non preoccupatevi. Io sono fiscale, 45 minuti e non ne farò 46. Allora, quello che vi chiedo perché voglio insegnarvi questo? Perché voi potrete fare questa meditazione in qualunque momento della vostra giornata, in qualunque momento della vostra vita. Magari ci andrà un po' più di tempo questa sera a creare questo luogo, perché magari ci sono cambiamenti, spostamenti, ma una volta che avrete fatto questa meditazione, la potrete fare sempre, vi basterà sedervi in qualche posto tranquillo, con i telefoni staccati, senza nessuno che vi disturbi, pochi minuti, ritornare mentalmente al luogo che creeremo adesso e farvi le domande a cui state aspettando la risposta. Non vi anticipo più niente perché dobbiamo farlo insieme. Istruzioni per l'uso. Primo, sapete delle cose che rischiano di cadere, è meglio metterle direttamente a terra. C'è un mio libro di meditazione con un CD con la mia voce che guida alcune meditazioni, per cui è abbastanza facile. Poi se avete bisogno di trovarmi, c'è un posto facilissimo che è il piano astrale di questa terra, che è internet. E sul piano astrale si fanno bellissimi o terribili incontri, sia sull'astrale, quello al di sopra, che su internet. Voi potete cercarmi in un posto semplicissimo, www.giudittalembe.it, minuscolo, pianta K, e ci sono un sacco di informazioni molto utili. Allora, se avete qualcosa che rischia di cadere, piuttosto mettetelo per terra, il cellulare. Mettetevi comodi, ma questo non fa neanche bene, fa tutto filato. Mettetevi seduti comodi, sì, non c'è problema, nulla di segreto. Seduti comodi possibilmente tenendo la schiena ben appoggiata in modo da non insaccarvi. Tenete i due piedi appoggiati per terra. Tutti e due i piedi appoggiati per terra, quindi non le gambe accavallate. Il consiglio che posso darvi è quello di tenere le mani appoggiate sulle gambe con il pallone molto in su, perché così non ci sono tensioni. Volevo chiedere se dalla regia possono abbassarmi le luci, ma non lo so. Sì, si possono, grazie. Allora, chiudete gli occhi, non preoccupatevi di cosa vi accade vicino, del rumore esterno, non preoccupatevi, chiudete gli occhi tranquilli, lasciate andare le tensioni dalle spalle, sentite le gambe che si rilassano, la schiena che sostengono dalla sedia e adesso fate 3 respiri lenti e profondi, soltanto 3, inspirando profondamente e mandando fuori tutta l'aria, soltanto 3. Adesso lasciate andare il vostro pensiero, pensieri arriveranno ma non occupatevi di loro. Immaginate di trovarvi in un luogo bellissimo. Cercate di immaginare un luogo bellissimo.
essere un luogo reale che voi conoscete già, oppure potete crearlo mettendo tutto ciò che è desiderato. Potete mettere fiori, alberi, acqua. L'importante è che in questo luogo voi siate da soli. Questo diventerà il luogo del vostro cuore. Se qualcosa in questo luogo non vi piace, non abbiate esitazione a cambiarlo, a spostarlo. Tutto attorno a voi ci deve essere soltanto bellezza. Il clima è quello della primavera. Non c'è nulla, nessuno possa venire a disturbarvi o a cercare per darvi fastidio. Il luogo del vostro cuore. Immaginate adesso, andate in questo luogo, cercate un posto dove potreste stare seduti comodamente, scegliete l'angolo giusto. Potete essere seduti sull'erba, su dei fiori, su una nuvola, sui cuscini, su una roccia, o su una sedia che ricordate da casa, sulla sdraio, sul vostro divano preferito. Adesso immaginate di essere seduti in questo luogo e di guardarvi attorno. E adesso vi chiedo uno sforzo di immaginazione creativa. E adesso potete immaginare di essere sì in questo splendido luogo, ma sotto un cielo pieno di stelle. Portate la vostra attenzione soltanto ed esclusivamente su questo bellissimo cielo stellato. Bellissimo. E adesso selezionate una stella, la più splendente di tutte. Portate la vostra attenzione solo su quella. State innalzando la vostra consapevolezza verso la stella più splendente. E la stella più splendente vi risponde, brillando ancora più forte. È come se questa luce vi toccasse al centro della fronte. Sentite questo tocco argentato, delicatissimo al centro della vostra fronte. Questo innalza la vostra consapevolezza. Adesso lasciate andare l'immagine del cielo notturno, l'immagine della stella. Tornate a rivedere il luogo in cui siete partiti. Prendete coscienza del vostro corpo fisico, non aprite subito gli occhi, mi raccomando. Prima muovete piano piano le mani e poi pian piano potete aprire gli occhi.
qual è la cosa che mi interessa di più per me è realizzare quella che vi sta tanto a cuore. Pensatelo e basta. Uno solo, però poi potete farne diversi. Vi insegno la strada per farlo. Pronti? Allora ripartiamo come sempre per la meditazione, mettetevi comodi, ben appoggiati, chiudete gli occhi, 3 respiri lenti e profondi. Bene. Adesso immaginate di tornare in quel luogo che avete creato mentalmente poco fa, il luogo del vostro cuore. Quello sarà sempre nella vostra memoria. Basterà sedervi un attimo, fare 3 respiri e sarete già là. Guardatevi attorno, guardate questo luogo di bellezza. E adesso immaginate di alzarvi da questo luogo, immaginatelo soltanto. E camminate verso la vostra destra. Entrate in una piccola valle coperta di erba verde. Camminate nell'erba verde su un piccolo sentiero che non calpestare neanche un fiore. Camminate su questo sentiero di erba verde. A qualche passo davanti a voi c'è come un pergolato, un gazebo, tutto ricoperto di fiori rampicanti. Camminate in quella direzione. Adesso siete proprio lì sull'ingresso. Vedete che dentro c'è un piccolo tavolo rotondo come quello dei bar con 2 sedie. Sul tavolo ci sono dei fogli di carta bianca e un pennarello. Sedete su una di queste sedie. Anche questo è un luogo speciale. Se prima era il luogo del cuore, questo è il luogo dell'incontro. Poco fa vi ho chiesto, portate alla vostra mente la cosa che vi fa paura. Adesso immaginate prendere un foglio bianco, il pennarello con la punta grande, perché dovete proprio vedere con gli occhi della vostra mente le parole che si formano sotto la punta del pennarello. Scrivete questa cosa così terribile, scrivete questa cosa che vi fa così paura. Guardate che è un procedimento, una legge di natura, si chiama legge di precipitazione chimica. Vedete questa parola, questa breve frase scritta? Ecco, l'avete tolta dal vostro cuore, dalla vostra mente, l'avete fermata su quella carta. Tutto sul piano astrale. Immaginate adesso di piegare in metà il foglio di carta e poi ancora in metà. E adesso abbiamo bisogno d'aiuto. Immaginate di coprirvi, immaginatelo soltanto, di coprirvi il viso con tutte e 2 le palme delle mani e chiedete aiuto alla creatura che vi conosce meglio di chiunque altro sul pianeta e che vi ama più di chiunque altro. Chiedete aiuto al vostro angelo custode, anche se l'avete dimenticato. Ditegli: ho bisogno di te, ho bisogno di aiuto. E nel momento in cui voi toglierete il palmo delle mani dal vostro viso, lui ha già preso posto sulla sedia vuota dall'altra parte del tavolo. Splendente, pieno di amore e di tenerezza nei vostri confronti. Spingete verso di lui questo foglio piegato e questo essere splendente raccoglie il foglio e lo porta all'altezza
nel chakra del suo cuore, dove ruota l'energia d'amore verso tutto ciò che esiste. Porterà luce sulla vostra paura. E allo stesso modo adesso, con lui che vi guarda, riprendete il pennarello, il foglio di carta e scrivete questa cosa che volete realizzare, questo vostro desiderio, questo vostro sogno. Pensate in grande, mi raccomando. Non abbiate paura di esagerare, scrivete questo bel desiderio, vedete le parole che si formano sotto la penna. Il vostro custode angelico vi guarda, chiudete a metà il foglio, ripiegatelo ancora in metà e poi c'è un desiderio che vale per tutti, perché dare e ricevere. Voi chiedete la realizzazione di un desiderio, lui è pronto, ma c'è una cosa che vale per tutti. Scrivete sul foglio piegato a grandi lettere pace, amore. E vedrete che queste lettere sono diventate splendenti, come se scintillassero, come se fossero di diamanti. E l'augurio per tutto ciò che vive, che porterà luce sul vostro desiderio. E adesso passate questo foglio all'angelo che è di fronte a voi e lui con altrettanto amore riprende e lo porta all'altezza del suo chakra splendente del cuore. E adesso immaginate, la meditazione dura ancora 2-3 minuti, siamo alla fine. Immaginate di posare le vostre due mani sul tavolo. L'angelo posa sulle vostre due mani le sue mani splendenti e il suo modo di dirvi: io sono qua, io sono sempre stato qua, io sarò sempre con te. E adesso fatelo fisicamente, portatevi le due mani incrociate sul cuore. Portate sul centro del vostro cuore questo tocco gentile che è stato molto più reale di quanto possiate immaginare. Ringraziate il vostro angelo e con molta dolcezza prendete coscienza di essere seduti non nel gazebo che diventerà sempre per voi il luogo dell'incontro, ma qui e ora, con tante persone che hanno condiviso con voi questo tocco di luce. Non aprite gli occhi di colpo, fatelo con molta dolcezza appena siete pronti. Prendere un pezzettino di carta e di scrivere questo desiderio. Lo scrivete, ci mettete la data e vediamo quanto tempo impiega a realizzarsi. Vi abbraccio tutti, arrivederci.